occasione della Mostra dei Vini di Collina 2020 ci troviamo nel comune di San Pietro di Feletto. Ci troviamo in questa puntata all'esterno della trattoria Sabrina. Io sto per incontrare Daniele e Sabrina. Buongiorno Daniele. Ed eccoci quindi all'interno della cucina Regno Naturale di Sabrina, che è già pronta per regalarci uno dei suoi piatti. Allora Sabrina, facci vedere un po' che cosa stai preparando per noi oggi. Oggi ho fatto dei ravioli con scioppetin e ricotta. Ecco, lo diciamo, gli scioppetin sono un'erbetta naturale che cresce nei nostri campi. Sì, io ho la fortuna di avere la mia mamma che li raccoglie e me li porta lavati, perché c'è tanto lavoro. C'è la ricerca prima, pulirli, sì. E quindi sono molto fortunata, me ne porta. Ecco, in questo caso tu hai già preparato il ripieno, che è scioppetin, abbiamo detto, più della ricotta? C'è la ricotta e stai confezionando questi ravioli. La pasta è fatta a mano, diciamo anche questo è molto importante. Fatta a mano, chilo di pasta, 1 chilo di farina, 9 uova e tirata, la tiro però non con il mattarello, ma... Per questioni anche di velocità, sì, immagino, di praticità, sì, chiaramente. Sì. Ecco, nella vostra trattoria siete tu e tuo marito Daniele, giusto? Io e Daniele, sì. Siete qui da 6 anni, mi raccontavi prima. Quest'anno facciamo 6 anni, in questo posto 6 anni. Quello che cercate di valorizzare è sicuramente la cucina del territorio. Noi sì, cerchiamo di fare tutto noi, più possibile noi, la nostra pasta. Abbiamo sempre la carne alla griglia, quella è sempre, tutti i giorni. Faccio il pollo in teccia, il coniccio, gli arrosti, il capriolo, tutto quello che mi ha insegnato mia mamma. E queste sono le tradizioni che vengono portate avanti e poi messe sul piatto anche della vostra trattoria. Sì. Ecco, il ripieno è pronto, quindi vediamo il confezionamento finale di questi ravioli. Io sono già qui con l'acquolina in bocca, dico la verità. Mandiamo fuori un po' di aria, altrimenti si rompono. Bisogna fare un po' di palestra. Giustamente, anche la cucina è un ottimo sport a volte. Già sembrano belli, io vedo tra l'altro che utilizzi alcuni attrezzi, anche se il piatto è della tradizione, sicuramente una volta, come ti hanno insegnato, si facevano a mano. In questo caso, sempre per la praticità, per la comodità e la velocità poi del servizio, ti aiuti con questi attrezzi. In questo caso è una piccola pressa, una rotella con una formina sotto, come si chiama? Sì, una formina. Queste formine qua sono sempre esistite, sai, appunto forse per praticità, però anche 40 anni fa mia mamma lo faceva anche così quando... Ok. Sì, quindi... Ingredienti freschi, buoni, genuini, quelli che appunto offre la nostra terra. Ecco, guardate già come stanno venendo, sono già bellissimi così, ma io non vedo l'ora di vederli poi buttati nell'acqua, conditi alla tua maniera, e poi non vedo l'ora di assaggiarli, diciamo la verità. Come no? E dalle sapienti mani di Sabrina adesso i nostri ravioli vengono calati nell'acqua e cucinati. Quanto tempo ci vuole, Sabrina? 5-6 minuti. Quindi comunque una ricetta fresca e veloce. Sì. Io uso solo il burro in questo caso, perché secondo me altri sughi coprono il gusto degli scioppettini. Condimento semplice, giusto per non alterare i sapori. Quindi fondamentalmente burro e pomodorini, no? Sì. Ok. Ed ecco, allora siamo pronti per scolare i nostri ravioli e pronti per essere conditi. Dicevamo, Sabrina, una ricetta piuttosto semplice, anche nel condimento non hai voluto alterare i sapori del ripieno dei ravioli. Secondo me, io la penso così, non so, io voglio che si senta insomma lo scioppettino, neanche tanto la ricotta, proprio lo scioppettino. Certo, quindi in questo caso abbiamo solamente messo del burro a sciogliere in questa padella con dei pomodorini per dare un po' di sapore. Ricetta semplice e veloce per tutti quanti, grandi e piccini. Ecco il momento dell'impiattamento, sono pronti i nostri ravioli, tra poco li porteremo anche a tavola dove incontreremo peraltro Karen che ci abbinerà anche un vino particolare per questa ricetta.
Io davvero sono qui con l'acquolina in bocca, non vedo l'ora di assaggiarli, Sabrina, ti dico la verità. Ed ecco il piatto è pronto, quindi io direi di accomodarci a tavola. Vogliamo chiamare Daniele? Ce li facciamo portare da lui? Ci siamo spostati all'esterno della trattoria Sabrina, con la quale sono ancora in compagnia, mi ha raggiunto anche lei dalla cucina, ed è arrivata anche Karen, la nostra sommelier, che oggi abbinerà un vino, di cui poi ci parlerà lei, insieme al piatto che ci sta portando Daniele. Eccolo qui. Che meraviglia, è bellissimo, brava Sabrina. Io direi che un assaggino lo farei, non so voi. Ci proviamo? Molto invitante. Molto invitante. Ti passo allora una forchetta. Grazie. Vado prima io, così vi lascio spazio, Vediamo un po', vediamo un po'. Spettacolare. Si sente completamente il gusto dell'erbetta, degli scioppettini all'interno, quindi quello che dicevi prima è vero, non hai alterato in nessun modo i sapori con il condimento. Brava Sabrina. Grazie. A questo punto direi, con la bocca quasi piena, di iniziare, Karen, con te ad abbinare questo vino che hai già versato nei nostri calici. Certo, un piatto molto semplice, della tradizione, ma anche per questo molto amato, ma nonostante la sua semplicità sicuramente c'è qualche appunto da fare per l'abbinamento. Il condimento è molto untuoso, quindi avvolge il palato, e c'è bisogno di qualcosa che ci regali grande pulizia, grande freschezza, ma che contemporaneamente abbia quel ricordo, quell'aromaticità, quel gioco tra l'amaro e il dolce che è presente proprio nel cuore di questo raviolo. E quindi hai scelto un vino in particolare per spiegare questa... Ho scelto un vino, guarda, oggi facciamo un abbinamento per assonanza, direi cromatica, come il cuore di questo raviolo, perché parleremo di un protagonista del nostro territorio che è il Verdiso. Questo è proprio un vino che in realtà si abbina molto bene a questo piatto, perché anche questo è di grande semplicità, però contemporaneamente di grande eleganza. Se noi lo andiamo a vedere nel bicchiere è un pochino scarico di colore, ha un riflesso verdognolo che ricorda proprio il suo nome, e il profumo è molto floreale, ma c'è anche qualche ricordo di erbaceo sullo sfondo, e c'è anche una frutta però tendenzialmente acerba, qualche ricordo di foglie di limone che anche ci circondano in questo bell'ambiente, e di una mela che ci immaginiamo proprio croccante al palato. Proviamo ad assaggiarlo. Proviamo, allora io vorrei anche, se mi permetti, passare un bicchiere ai grandi capi. Uno lo terrò per me, che sono curioso anch'io di... Ecco, in bocca sentite la sua più grande forza e la sua più grande caratteristica, che è proprio l'acidità che determina questa continua salivazione e che dà poi grande pulizia anche con questo piatto. Una delle caratteristiche che chiude decisamente questa panoramica sensoriale molto primaverile, ed è una forza che ha determinato proprio nel tempo la diffusione di questo vitigno nelle nostre colline, di cui abbiamo testimonianza dal 1700. E addirittura questo era un vitigno che è stato utilizzato nell'assemblaggio con altre uve aromatiche un po' più mature, proprio per dare longevità e freschezza agli uvaggi e ai vini di collina. Come ti sembra questo abbinamento? Io direi eccezionale, veramente. Bene, oggi ve lo proponiamo in una versione che invece è ferma, perché alcuni produttori continuano caparbiamente a proporlo anche in purezza, con queste caratteristiche di direi assolutamente gentilezza. Sentite proprio come Sabrina ha voluto mantenere le caratteristiche integre del suo piatto, e visto che siamo in una cucina dove c'è un tocco femminile, anche questo vino direi che ha proprio queste caratteristiche, tanto che nel tempo queste uve venivano chiamate le Verdise. E allora, come non raccontare questo vino come se fosse una storia d'altri tempi, e io ve lo propongo anche sulle note di una ballata popolare molto famosa, molto antica, che racconta proprio di erbe aromatiche e d'amore. E allora ce la ascoltiamo questa canzone e poi ci ritroviamo ancora qui all'esterno della trattoria Sabrina. State con noi.
abbiamo scoperto a questo punto anche i 1000 talenti di Karen, complimenti. Grazie. Una canzone direi dal sapore, per emulare un po' le tue parole, dal retrogusto medievale. Sì, in realtà questa è una canzone molto vicina al Medioevo, è rinascimentale, tanto che non ne conosciamo fondamentalmente l'autore. Molto probabilmente sono quelle ballate popolari che nascono diciamo nei territori di campagna e che poi vengono riproposte anche alle corti rinascimentali. E in realtà qui siamo talmente circondati da erbe aromatiche che questa era proprio la canzone ideale. Ci sono anche delle ballate popolari un po' dialettali, Certo. Ravanei, Remunas, Barbabietola e Spinazzo, e noi abbiamo deciso di cantarvela in inglese, portate pazienza. Ma il principio è però quello, il principio richiama, è quello, appunto. proprio quello di riproporvi, ecco, un vitigno così delle nostre zone, la Dama Bianca addirittura come era conosciuta nell'enologia popolare di un centinaio d'anni fa, proprio immaginandoci questo vitigno così delicato contornato da questa primavera aromatica che poi ritroviamo anche nel piatto. Molto bene, io direi che a questo punto ringrazio Karen per essere stata con noi con la musica, ma anche con il suo sapiente racconto di questo vino, l'abbinamento assolutamente perfetto. Ringrazio Sabrina e Daniele della Trattoria Sabrina, ricordiamo che siamo qui in occasione della Mostra dei Vini di Collina 2020 e a questo punto alziamo i nostri calici e andiamo con lo slogan finale, la nostra frase di rito che è "Diamo valore al nostro territorio". Continua il nostro viaggio tra le colline del Prosecco di OCG e in questo caso, in questa puntata, ci troviamo nell'azienda agricola Buosi Paolo, che vado subito a raggiungere insieme a Loredana. Buongiorno Paolo, buongiorno Loredana. Buongiorno. Bentrovati, grazie di averci ospitato in questa puntata a casa vostra. Grazie a voi. Allora, iniziamo subito nel capire come nasce la vostra cantina, quando comincia il vostro percorso con il vino. La mia famiglia viene a Refrontolo nel 1954 e da allora mio nonno materno inizia a vinificare, fa piantagioni di viti che già c'erano in parte e continua. Mio zio, fratello di mia madre, enologo al Cerletti, mio padre pure, e quindi sono ben supportato. Direi che c'è stata un'evoluzione, Sì, un'espansione sì, sì. e una collaborazione Sì, fantastica esatto. in questo caso. Ma non solamente vino qui all'azienda di Buosi Paolo, c'è anche una struttura ricettiva, un bed and breakfast che può ospitare Paolo fino a quante persone? 7 persone, 7 persone per un totale di quante camere? di 2 camere più una d'appoggio in sostanza. Molto bene. Allora, diciamo anche che tipologia di pubblico potreste ospitare qui? Beh, la villa è una villa dell'inizio 800, un neoclassico, si presta a soggiorni così di vacanza. Sia per famiglie possiamo dire Sì, che per esatto. semplici turisti in viaggio, Esatto. dato che comunque ci troviamo anche nel percorso del vino, del prosecco, no? Certo. Allora, tra poco ci spostiamo all'interno dove faremo anche un brindisi tutti insieme, ci raggiungerà anche un responsabile della Proloco di San Pietro di Feletto, quindi direi di accomodarci. Ci siamo spostati sul terrazzo del bed and breakfast Le Zagare qui a casa di Paolo Buosi. A questo punto ci ha raggiunti anche Alessandra, consigliere della Proloco del comune di San Pietro di Feletto. Quindi io direi di alzare i calici e andare con la nostra frase di rito che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva!